Siamo qui, siamo in onda. Benvenuti a questa nuova puntata di Calcio e Mercato. Come di consueto siamo qui a raccontarvi del calciomercato, ma soprattutto vi parliamo di pallone come nessuno ve lo racconta, perché lo facciamo con la solita passione che ci accompagna da sempre. E con me, come di consueto, prima le donne, perdonami, mister Vincenza Gallo. Benvenuta Vincenza. Bentrovati, grazie Pippo. Ed è con noi, ci farà compagnia in questa puntata mister Andrea Spinelli. Ciao mister, come stai? Hai fatto buone vacanze? Sì, salve, buon pomeriggio a tutti, ma abbastanza bene, diciamo che andiamo avanti. E poi, come di consueto, anzi, il re del calciomercato, devo metterti sta corona, Attilio Malena, Attilio Malena che ci racconta del calciomercato. Benvenuto Attilio. Non c'ho il ritorno audio, non so se è un suo problema o un mio problema, aggiustiamo subito la regia. Attilio, tu ci senti, mi senti? Perfettamente, ma io non sento a te. Ancora abbiamo problemi di audio, io non ho il ritorno, non so se sia un mio problema audio. Comunque, ci siamo? Lo possiamo sentire? Verifichiamo? Sì, verifichiamo. Perfetto. Diciamo che non è il caso. Questo è il bello della diretta, come si qua. dice. Attilio, scusami, è il bello della diretta perché siamo qui alle 15:09, che poi andrà in replica, quindi sarà alle 21:09 più o meno. E allora Attilio, benvenuto. Benvenuti a voi, non è il caso, dicevo, cerchiamo di raccontarlo nella miglior maniera possibile, qualche volta ci prendiamo, qualche volta no, però spero che le volte in cui ci prendiamo siano di più rispetto a quelle che non ci prendiamo. Buon pomeriggio a tutti. Assolutamente. E allora, in questi 3 giorni che non ci siamo visti, da lunedì, oggi è giovedì, è accaduto un po' di tutto, nel senso che finalmente sono venuti fuori i calendari della Serie B, sono venute fuori tutte le date, c'è stata una presentazione fatta live in quel di Pisa, però sono state dette anche molte cose per quanto riguarda come dire, il fermo dei tamponi ai giocatori, a cominciare dal presidente della Lega di Serie A che si è lamentato giustamente perché il protocollo sanitario prevede un tampone ogni 4 giorni, non solo è un costo economico, ma diciamo che è anche un sacrificio non indifferente per i giocatori e la Lega vorrebbe, come dire, prorogare questo termine e spostare, che si può fare, il CTS dovrà affrontare il problema, il comitato tecnico-scientifico che sta seguendo la pandemia in Italia dovrà affrontare anche questa proposta, questa richiesta di fare spostare l'arco del tampone dentro 8-9 giorni. Noi siamo immersi nel calciomercato, però e come di consueto la prima pagina spetta comunque alle operazioni e io ho subito una domanda per Attilio, anzi una domandissima. Ieri sera si era sparsa la voce del passaggio di Palmieri e Tutino. Io vorrei sapere da te quali sono le novità che riguardano questi 2 giocatori che hanno fatto parte della storia di Cosenza, ma da quello che sappiamo probabilmente ancora c'è interesse. Allora, partiamo per gradi. La Salernitana ha presentato una proposta da 5 milioni di euro più bonus per accaparrarsi i cartellini di Gennaro Tutino e di Palmiero, cercando di sbrogliare una matassa veramente complicata. Partendo con ordine anche su Gennaro Tutino, si era spinto nelle ultime ore molto avanti il pressing del Pordenone, con il Lecce che attendeva una risposta definitiva. Il Lecce è andato su altri obiettivi. Dall'altra parte Palmiero era stato sondato dal Cosenza, è un obiettivo sempre mai celato dal direttore sportivo Stefano Trinchera, nonostante le smentite di rito che logicamente fanno parte del gioco delle parti, perdonatemi il gioco di parole anche in questo senso. Ma la Salernitana nelle ultime 48 ore si è avvicinata sensibilmente a centrare il doppio colpo Palmiero-Tutino, operazione che sarebbe a titolo definitivo 5 milioni di euro più bonus l'investimento da versare nelle casse del Napoli. In questa operazione un ruolo chiave ce l'ha il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, tra l'altro risultato positivo al Covid nelle ultime ore, un comportamento non proprio diligente il suo, presentandosi alla riunione di Lega nella giornata di ieri. Però a parte questo,
ha spinto molto affinché i due calciatori passassero non ad altre formazioni ma alla Salernitana, per cui la Salernitana ha proposto 5 milioni di euro più bonus per accaparrarsi Palmiero e Tutino. È un affare che sembra veramente essere vicino alla sua definizione, con la Salernitana che a questo punto, ribadiamo il concetto, ha scavalcato tutte le altre pretendenti. Per Tutino Lecce e Pordenone in testa, per Palmiero il Cosenza. Quindi la notizia di apertura noi ve la diamo in copertina. Per i soloni che sono sulla spiaggia e sono distratti che cambiano canale, questa era l'apertura. Adesso ci addentriamo nel programma della giornata e partiamo ovviamente dalla presentazione dei calendari, perché sentiamo il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, che ha fatto la dichiarazione ovviamente che più o meno tutti quanti ci aspettavamo. Mauro Balata. Il pubblico è l'anima negli stadi, insomma, e quindi per noi è un grande dolore non avere il pubblico in questo momento. Ovviamente abbiamo dovuto e dobbiamo ancora cercare di tutelare sia gli atleti sia gli spettatori. Speriamo che adesso le condizioni migliorino e ci consentano quantomeno di riavere, come sta succedendo in tanti altri paesi europei, delle quote di pubblico magari identificabili con per esempio gli abbonati, che comunque sono dei soggetti anche tracciabili e voglio dire, abbiamo anche dimostrato insieme alla federazione che con lo strumento dei protocolli e quindi con questo know-how che noi siamo riusciti comunque a costruire, siamo riusciti a terminare le competizioni in maniera sicura e responsabile. Quindi la speranza e anche l'appello che facciamo alle istituzioni è quello di consentire gradualmente al pubblico di ritornare negli stadi. Il pubblico è l'anima negli stadi, insomma. Il pubblico è là negli stadi. Io torno subito in studio e consentimi che introduciamo Mister Spinelli. Mister, due fatti importanti. Il Covid ancora sta tenendo, come dire, in scacco il calcio in Italia. Il DPCM, aggiungo un'altra notizia, oltre questa del presidente De Laurentiis che ci ha anticipato Attilio Malena, che è andato a fare il consiglio dei presidenti di Serie A. In dubbio, ieri è risultato positivo al coronavirus, e gli spettatori che fino al 15 di ottobre non potranno entrare negli stadi per il semplice motivo che c'è il famoso DPCM che fino al 15 vieta come dire, la fruizione degli spettatori delle partite in diretta. Mister, siamo ancora legati a doppio filo con questo benedetto Covid? Se andiamo a vedere quello che potrebbe essere effettivamente il discorso delle date che sono state date, diventa veramente impossibile, anche perché, una mia opinione, bisognerebbe accelerare, perché il calcio sotto questo aspetto ha bisogno del pubblico, ha bisogno comunque di gente che vada allo stadio non solo sotto il profilo come dire, dell'amore verso la propria squadra, bensì anche nelle casse societarie, perché stiamo notando che nessuno è disposto, tranne, come diceva Attilio precedentemente, qualche squadra, ad avere un esborso di denaro sicuramente proficuo. Sono tutti quanti con le braccine tirate, proprio in virtù del fatto che effettivamente nelle casse della società non arriva nulla. È normale che il periodo è quello che è, però nello stesso tempo vediamo anche, non solo sotto l'aspetto sportivo, tante altre istituzioni che comunque si stanno muovendo, vedi le scuole che devono riaprire, quindi sotto questo aspetto, come diceva giustamente il Presidente, visto e considerato che c'è un monitoraggio da un punto di vista degli abbonati, si potrebbe cercare almeno questa piccola fascia, farla entrare negli stadi e monitorarla in maniera piena. Assolutamente, noi dovremmo avere fra poco in collegamento anche Giusva Branca da Reggio Calabria, Valentina, Veronica. no, Viviana, vabbè Vincenzo dai, mi prendi in giro. Viviana, sentiamo un po' il polso dei tifosi, anche perché nella presentazione del calendario sono state presentate 8 partite infrasettimanali.
Non solo questo, quanto ci sono 4 soste, 3 per la nazionale, 1 per il riposo invernale dei giocatori, le date ve le do subito, le soste sono il 10 e 11 di ottobre, 14 e 15 di novembre, dal 9 al 10 praticamente non si gioca, 9-10 gennaio perché ci sono le 2 settimane di riposo per i giocatori, che poi in realtà è una perché poi rientrano per preparare la gara successiva, e poi ci sta il 27-28 di marzo del 2021 dove c'è l'altro impegno della nazionale. A cavallo di queste date ovviamente c'è una settimana in cui la Serie B riposa, però cosa fa la Serie B? Recupera nelle partite di martedì, e gli orari sono praticamente il martedì si giocherà martedì 20 di ottobre, martedì 15 di dicembre, martedì 22 dicembre, mercoledì 30 dicembre, la vigilia di Natale, l'antivigilia di Natale e la vigilia di Capodanno, e poi martedì 9 febbraio, martedì 2 marzo, martedì 16 marzo e martedì 20 aprile. Questo preambolo perché? Perché queste partite di Natale, Capodanno e Pasqua, tra le altre cose Pasqua è quella del 5 aprile, praticamente il giorno di Pasquetta si giocherà pure ed è organizzata una giornata, queste date erano state messe e chiamate come Boxing Day. Che vuol dire Boxing Day? Giornate degli incassi, cioè siccome c'è la festività le famiglie potevano andare a vedere il calcio. Ma con il Covid praticamente questo discorso va a sfumare. Noi speriamo tantissimo che questo Covid riusciamo a dominarlo e a superare questi problemi. Però, come dice, il dubbio rimane comunque che è stato programmato il Boxing Day e c'è il dubbio che si possa fare. Vincenzo, a te. Beh, Pippo, hai detto veramente tanto. In realtà quello che ci segnalano anche i tifosi è proprio questo. Hanno catalizzato l'attenzione sulle date del 30 e del 22 di dicembre, che sono effettivamente 2 date importanti che di fatto potrebbero riempire gli stadi a 360 gradi, ma resta sempre l'incognita Covid, quindi ti chiedono e ci chiedono ai nostri ospiti anche in che modalità si potrebbe eventualmente sopperire qualora il Covid ovviamente non venisse debellato. Quindi nemmeno gli abbonati? Continuiamo ovviamente a ripetere sempre la stessa domanda. La gente ha voglia di andare allo stadio, questa è la verità. Assolutamente. Giusva, ci sei? Ce l'abbiamo il collegamento con Reggio Calabria? Eccoci qua. Giusva, e allora io con te affronto subito il problema non solo Covid, ma pare che con voi, con la Regina, la designazione del calendario sia stata più o meno benevola, nel senso che si affronteranno tutte, ma come dire, diluite molto di più rispetto al Cosenza, perché adesso vi leggo: la Regina partirà fuori casa con la Salernitana, poi avrà il Pescara in casa, andrà a Entella a giocare con l'Entella fuori casa, poi c'è il derby in casa col Cosenza, poi il Pordenone, finalmente arriva la SPAL, una squadra di Serie A che è retrocessa, poi c'è l'Empoli, diciamo, e qua comincia qualche partita, però dobbiamo dire che in realtà il calendario della Regina è un calendario rispetto al Cosenza, che nelle prime 8 partite, sentite, tremano i polsi, perché il Cosenza nelle prime 8 partite affronterà, e se riesco a beccare il foglio giusto, anche perché come vedete di fogli non me ne mancano, e il foglio giusto è questo qui: il Cosenza avrà l'Entella in casa, poi subito con la SPAL retrocessa della Serie A, poi ci avrà il Cittadella, poi il derby con la Regina, poi affronterà il Lecce retrocessa dalla Serie A, poi andrà il Chievo Verona che ambisce alla Serie A, poi c'è il Brescia retrocessa in Serie A, insomma, e poi il a Frosinone, 8 partite di fuoco. Giusva, a te la parola, perché voglio dire, quantomeno vi è andata un po' bene rispetto al Cosenza. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti in studio e a tutti gli ascoltatori naturalmente. Sì, in effetti la tua valutazione è corretta, sembra abbastanza equilibrato il campionato il calendario della Regina, tenuto presente, e questo vale per tutti, che condivido quanto ha dichiarato Mimmo Toscano, che si tratta di uno dei campionati più difficili ma anche più interessanti degli ultimi anni.
vista proprio la cifra tecnica delle squadre. Però sì, il calendario mi sembra abbastanza diluito. Se non ricordo male, ci sono soltanto 2 fasi, ma 2 partite consecutive per la Reggina: Monza in trasferta e poi Brescia in casa. E poi verso la fine Lecce-Frosinone, mi pare di ricordare, ma insomma niente di trascendentale. Sì, sono abbastanza d'accordo con te, il calendario è abbastanza diluito, anche se come sempre io credo che la partenza sarà importante, ma per tutti, per carità, per tutti, in attesa di capire se e quando si potrà giocare davanti al pubblico, perché credetemi che su campi del sud, soprattutto sul Granillo, c'è una bella differenza tra giocare a porte chiuse e giocare a porte aperte. Vale per tutti naturalmente. Assolutamente, ma non solo, perché la Reggina l'anno scorso, lo ricordiamo, ha fatto 4.500 abbonati in Serie C. Quest'anno si avvicinava come minimo a fare, come dire, un record incassi, perché il ritorno di Serie B e le prospettive di Serie A avrebbero cambiato molto. Questo è un problema serio per tutte le società. Ma ti dico che il club, che ovviamente era in pectore, promosso già a gennaio, possiamo dirlo, no? Aveva già 10 punti, era chiaro che sarebbe andato a finire come poi è andato a finire, sia pure con la sospensione. Il club stimava di poter lavorare al netto anche di operazioni di mercato importanti, che sta comunque conducendo, su 10-12 mila abbonati. Capisci bene che in Serie B è un dato di partenza molto interessante questo. Le cose sono completamente cambiate e questo vale per tutti naturalmente, ma a maggior ragione su chi contava su uno zoccolo di abbonati così importante. Questo secondo me cambia un po' le carte in tavola, perché la crisi di liquidità può essere un argomento importante, perché le scadenze, tu mi insegni, non aspettano. Assolutamente, qui richiamo di nuovo, coinvolgo Attilio Malena, anche perché le esternazioni non riguardano solo la Serie A o la Serie B, perché anche il Crotone ha affrontato questa campagna acquisti delicatamente. Ricordiamo, ci sono trattative che dovevano essere chiuse, una su tutte Riviere, non sappiamo come è andata a finire, la Regina Falcinelli non so come è andata a finire, ieri c'è stata la conferenza stampa di Calabro a Catanzaro e dopo sentiremo sia Toscano che Calabro, e se sono tutti nelle stesse condizioni, partono con un minimo di zoccolo duro di rosa 7-8 titolari. Alla fine, Attilio, il problema dei soldini è un problema che dobbiamo dire, sta bloccando il calciomercato. È un problema che sta a monte, su Riviera non c'è nessun problema, ieri ha svolto le visite mediche e firmerà un biennale con il Crotone. Dall'altra parte Falcinelli ha preferito la Stella Rossa, nonostante gli incontri che poi erano andati abbastanza bene tra Reggina e Perugia. Giusva secondo me ha colto 2 punti focali: un conto è poter contare su 10-12 mila abbonati di partenza, che chiaramente è un gruzzolo importantissimo, se non fondamentale, per qualunque società, indipendentemente dalla Reggina. E dall'altra parte sono d'accordo anche con te, Pippo, quando sostenevi che per il Crotone, avendo meno l'incasso con il Milan, qualche spiraglio probabilmente potrebbe esserci contro la Juventus. Tutto questo cambia, e il fattore campo, il fattore Granillo nel caso della Reggina, il fattore Ezio Scida per quanto concerne il Crotone al sud Italia, è un fattore che spesso e volentieri fa la differenza. Non giriamoci particolarmente intorno anche su questo aspetto, per cui non poter contare sul tifo per le formazioni calabresi è un danno assolutamente importante. Io spero e mi auguro che, come accaduto nei treni, come accaduto per gli spettacoli teatrali, come accaduto per le recenti manifestazioni musicali a fronte dell'emergenza legata ai lavoratori di quel settore, si possa aprire quantomeno, ripeto, con le giuste precauzioni, al 25-30% quantomeno degli abbonati, perché anche i tifosi meritano rispetto e, come sempre diciamo, non sono parole chiaramente di rito, i tifosi sono il sale del calcio e senza di loro probabilmente le società, a maggior ragione quelle calabresi, perdono tantissimo. Assolutamente. Mister Spinelli, ci addentreremo dopo sul lato tecnico di cui poi voglio parlare anche del Cosenza, ma voglio dirti, al di là del discorso che perdere 1 milione, 1,5 milioni di incassi, di questo stiamo parlando, significa un budget importante per le società di Serie B, significa affrontare con le spalle larghe il calciomercato. Adesso è ovvio che si cerca un po' di tirare un po' la cinghia e aspettare magari l'inizio del mese per fare ingaggi, perché non dimentichiamoci che un monte ingaggi, un versamento di stipendi, parliamo di 300-400 mila euro mensili, no?
risparmiare una cifra del genere non è una cifra da niente. Io a te ti voglio fare la domanda, mister, e voglio ovviamente addentrarmi sul mercato, ma non sul mercato del campionato, perché il campionato alla fine doveva portare gli incassi, la squadra del Cosenza ha un avvio in salita e significa non poter godere della possibilità di fare incassi con squadre importanti. Ma lo dicevo già prima, magari anche sia Attilio che l'ospite di Reggio lo ha ribadito. È normale che diventa difficile per le casse di una società, ecco perché anche io con te nelle trasmissioni abbiamo detto sempre il presidente Guarascio sotto questo aspetto forse ha ragione ad aspettare, ha ragione un attimo a guardare quelli che potrebbero essere i conteggi, soprattutto in un momento così delicato, perché se la guardiamo da un punto di vista del tifoso è normale che ci viene a mancare qualche cosa di bello. Apro e chiudo una parentesi, io penso che forse giocare, non me ne vogliano i nostri tifosi perché io lo sono in primis, forse giocare a porte chiuse in questo momento crea un vantaggio alla squadra di Occhiuzzi, visto e considerato diciamo, l'entourage che ha fatto nella fase finale e il raggiungimento della salvezza, ma dall'altro canto effettivamente ecco, l'introito dei botteghini diventa molto importante per le casse di una società, quindi sotto questo aspetto si sta aspettando qualche altra settimana, però poi si devono fare i conti con le rose delle squadre se si vogliono affrontare dei campionati importanti. Assolutamente. Pippo, Valentina, dimmi, vai. Veronica, io sono con Veronica oggi. Vivi. Quanto dice mister Spinelli, effettivamente i tifosi confermano che di fatto il Cosenza a porte chiuse ha sempre vinto, quindi potrebbe essere questo in maniera scaramantica motivo in più per vedere il positivo magari, no? In quello che ahimè ci sta accadendo, perché inutile negarlo, il problema purtroppo del Covid c'è, esiste, va comunque affrontato nel migliore dei modi. Assolutamente sì, vabbè, però guarda, Pippo, è una questione ambientale. Da un punto di vista a volte emozionale, il giocare a porte chiuse per alcuni ragazzi diventa fondamentale. Perché bisogna avere grande esperienza, se si gioca con 20.000, 30.000 spettatori, bisogna avere sangue freddo, bisogna reagire a un momento di difficoltà, quindi questo però ti può anche spingere nei momenti di difficoltà. Perfetto, e quindi valutando proprio quello che è il discorso dell'avvio del campionato... Ti devo togliere la parola, aspettiamo a Reggio e a Ciro perché c'è la pubblicità, non cambiate canale perché ci stiamo addentrando adesso nella trasmissione, a fra poco c'è la pubblicità, cambiamo di questo, a fra poco qui su Ten. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, entriamo in studio, ti faccio presentare a te l'ospite, il nuovo entrato. Grazie mille, telegiornalista, Corriere di Calabria, Fabio Benincasa, benvenuto. Benvenuto, grazie a tutti, grazie ovviamente a Pippo per l'invito e un saluto anche ai telespettatori. Bene, allora Fabio, noi siamo qua in ottima compagnia con il direttore di Strill.it Gius Vabranca e lo specialista di calciomercato Attilio Malena, calcio calabrese, .it se non sbaglio, dico bene Attilio? Bene, benissimo. Per carità. E allora, io vorrei andare subito sul mercato e come dire, introdurre anche le trattative perché a quanto pare non si è fermata assolutamente nulla, questa trasmissione parla di calcio e mercato e abbiamo delle notizie che vengono giovanotti importanti che riguardano il Cosenza, il Crotone e la Reggina. A te Attilio. No, il retroscena sul nome è uscito quest'oggi nuovamente accusato dal Cosenza su Buà, il retroscena riguarda la prima richiesta che il Cosenza aveva fatto circa un mese fa alla Roma sia per Antonucci che per Buà, non ci sarebbero nuovi sviluppi a riguardo. Per quanto riguarda il Crotone, ieri Riviera ha sostenuto le visite mediche, firmerà un contratto biennale. Per i pitagorici la prima scelta per la corsia di sinistra resta sempre Rezza, in attesa che l'Atalanta possa liberarlo dopo la cessione di Castagne per 22 milioni al Leeds. Miranchuk si è infortunato, per cui l'Atalanta, prima di privarsi anche dello stesso Colley e di tanti altri calciatori, ad esempio Traoré,
deve prima capire dove poter andare a sostituirli. Per il Crotone sempre attenzione a quello che può accadere tra il reparto di centrocampo e il reparto d'attacco, perché il Crotone starebbe lavorando, da quanto ci risulta, ad un altro colpo molto importante dopo aver ufficializzato anche l'arrivo di Enrique per il centrocampo. Per la Reggina avevamo accennato in precedenza al discorso Falcinelli, non si è raggiunta un'intesa poi alla fine sull'ingaggio con Falcinelli che vestirà la maglia della Stella Rossa. Manca solamente la firma, manca solamente il crisma dell'ufficialità, come annunciato anche dal direttore sportivo Massimo Taivi per l'arrivo di Foloruscio per il centrocampo. Sarao ha sciolto le riserve, ha scelto il Catania, non il Catanzaro. In attesa di sciogliere le riserve manca pochissimo anche da quanto raccolto in giornata per Blondè, che ha le richieste di un biennale da parte del Catanzaro e dall'altra parte di un triennale per la Viterbese, per cui la Reggina non solo Foloruscio andrà e si getterà all'assalto anche per quanto concerne il laterale di sinistra e un difensore individuato nel nome di Tiago Cionek, che si è svincolato dalla SPAL. Per la Reggina sarebbe stato proposto anche un nuovo calciatore da Minoraiola, si tratta dell'ex Palermo Paitin Casami. E invece sulla Reggina e su Reggio Calabria non ti muovere, Attilio, perché ancora dobbiamo chiudere con la Serie C. Per quanto riguarda la Reggina, Giusva, questo discorso Falcinelli che sembra un po' finito in alto mare, perché pare che abbia interessi ad andare all'estero. Ma è chiaro che, voglio dirti, capisci bene che con tutto il rispetto per i grandi investimenti e le grandissime ambizioni già immediate della Reggina, di un approdo immediato in Serie A, capisci bene che la Stella Rossa Belgrado, insomma, in questo momento è un competitor abbastanza importante. Al di là di questo, anche stavolta comunque rileviamo una linea di comunicazione del club Amaranto che è rispettabile, per carità, ma che comporta anche questo tipo di situazioni, cioè questo giocare a carte scoperte sugli obiettivi, dichiarandoli quando ancora non sono chiusi, e questo naturalmente comporta anche questo tipo di situazioni. È chiaro che la Stella Rossa è naturalmente a gioco facile rispetto alla Reggina, fin qui ci arriviamo tutti, però volevo sottolineare una cosa, anche perché sono purtroppo in uscita, sai che devo andare via. Sì, me l'avevi detto. Un aspetto che hai sottolineato tu è molto interessante, che però hai fatto en passant prima. Allora, questo campionato, questa stagione delirante, che sta per cominciare delirante perché non si hanno date, gli stadi chiusi, la vicenda dei positivi, non si capisce nulla, e soprattutto queste due stagioni che si sono sovrapposte, no? Una cominciava ma l'altra ancora doveva finire, ha portato a una situazione paradossale per cui la crisi di cassa e liquidità che attanaglia e attanaglierà presto, con dati importanti negativi, tutti i club, ha portato in realtà molti club a spostare in avanti volontariamente il mercato. Mi spiego. La Reggina, faccio l'esempio della Reggina, è in ritiro dal 20 di luglio, quindi sono ormai quasi 2 mesi. Il campionato comincia il 26 settembre, quindi esattamente un mese dopo. Un mese dopo la data in cui iniziava gli anni precedenti. In buona sostanza, la Reggina, faccio l'esempio della Reggina, vale per tutti naturalmente, ma la Reggina ha iniziato a lavorare il 20 luglio, la Reggina si trova a pagare un mese di stipendi in più a vuoto, e un mese di stipendi per quanto riguarda la Reggina pallano circa 500-600 mila euro per un mese, in cui i ragazzi si allenano ma di fatto non giocano, non producono poi neanche incassi e nulla. Ecco che allora molte scelte di mercato sono state volontariamente posticipate in un mercato che tra l'altro comincia il 1° settembre. Cioè, guarda che casino, la squadra si allena dal 20 luglio, la stagione comincia il 1° settembre, il mercato parte il 1° settembre, e allora ecco che molte operazioni sono state spostate in avanti anche nell'ottica di risparmiare una mensilità che sembra poco, ma possono ballare 4, 5, 6, 700 mila euro in un mese solo. Assolutamente, che poi sarebbero l'ingaggio di un giocatore importante per un anno, senza mezzi termini. Un attaccante viene dai 4 ai 500 mila euro annuali, quindi significherebbe fare i soldi, come dire, incassare i soldi, tenere i soldi buoni per fare un acquisto. Esatto. Io ti ringrazio, Giusva, sempre puntuale e preciso da Reggio, ci sentiamo alla prossima, grazie per la tua disponibilità. Faccio di consueto un abbraccio a tutti i telespettatori calabresi e in particolare a quelli di Cosenza che sono padroni di casa. A presto. Ci rivedremo a Reggio, grazie. E allora mi corre d'obbligo a questo punto coinvolgere il buon Fabio Benincasa. Fabio, un po' il preambolo l'hai sentito, il problema è sempre lì, i dinè.
Sì, sono d'accordo con Giusva sulla storia del mercato, in questo mercato anomalo che inizia tardi e finisce ancora dopo. Vorrei aggiungere una cosa, che oltre al risparmio degli stipendi, le società probabilmente tenteranno di fare gli ultimi colpi proprio l'ultima giornata di mercato. Perché? Perché sostanzialmente se ti interessa un giocatore in esubero in un'altra squadra, in questo momento non hai la disponibilità economica, non ci sono le condizioni o non trovi la formula adatta per portarlo a casa, cosa fai? Aspetti fino alla fine, il giocatore continua ad essere in esubero e poi pur di darlo via la società accetta la qualunque. Quindi questa potrebbe essere un'altra variabile del mercato. Sì, non ci sono soldi, però come dice qualcuno, Pippo, più che acquistare giocatori, mi sa che da oggi in poi dovremmo iniziare a puntare sulle idee. In questo, per esempio, hai citato prima il Crotone, Beppe Orsino è un maestro ormai da anni, riesce a prendere dei giocatori spesso e volentieri sconosciuti ai più, pagandoli davvero poco. L'anno scorso ricorderò per sempre e per i prossimi anni il caso di Messias, ma se parliamo di Orsino ne possiamo mettere in fila decine e decine di giocatori presi dal nulla e con poco e valutati e rivalutati e vendibili tranquillamente a suon di milioni. Servono le idee, servono gli uomini di mercato adatti a portare a compimento queste idee, e serve anche un po' più di lungimiranza da parte di qualche presidente che probabilmente dovrebbe capire, così come accade in tutti i settori, che anche il mondo del calcio non tornerà ad essere quello che era un tempo, prima evidentemente del Covid. Ci sarà bisogno adesso di investire in maniera più oculata ma in maniera più intelligente. Non è semplice farlo, però è possibile farlo, e anche i grandi club, le società per esempio di Serie A ma anche di tutta Europa si stanno adeguando a questo nuovo mercato. Assolutamente. Parliamo di Serie A, la parola a te, Vincenzo. Andiamo in Serie A, prego la regia di mandare il primo video sul Crotone, Cigarini Rispoli. Quando si raggiunge una certa età si dice esperienza, giustamente, no. A parte le battute, sì, sicuramente sono qua perché parlando col Presidente c'è qualcosa di importante da fare, sono contento di essere partecipe di questo progetto, quindi tutti insieme sappiamo che non sarà facile, però le sfide dure sono quelle che più mi piacciono e che alla fine sono quelle che portano più soddisfazioni, quindi ripeto, sono pronto per ricominciare, contento, felice e non aspetto altro che l'inizio del campionato. La mia esperienza mi ha portato a giocare tanti anni tra Serie A e Serie B e con altrettanti gol. Diciamo che negli ultimi 2 anni ci sono sempre andato vicino e non ho realizzato nessun gol, però negli anni passati ne ho realizzati molti, quindi diciamo che devo ritornare sotto il piano realizzativo, che è la cosa che fa anche bene sia personalmente che per la squadra, quindi diciamo che sono propenso anche a fare gol quest'anno perché è un obiettivo che mi sono posto. Assolutamente. E allora, visto che anche con Malena siamo agli sgoccioli, chiudiamo il collegamento con Malena. Prima però, Attilio, questi sono 2 giocatori importanti per il Crotone, tanta esperienza, e non è solo la Serie B che è una A2, ma è soprattutto la Serie A che quest'anno è particolarmente temibile. A te la parola e ci racconti anche il calcio calabrese della Serie C. Sì, più che per la qualità dei calciatori che mi sembra sotto gli occhi di tutti, svolta sapientemente come sempre, e come giustamente sottolineava anche Fabio in precedenza, dal duo mercato Beppe Orsino, Raffaele Vrenna Junior, c'è da fare i complimenti al Crotone per la tempestività con cui ha allestito quasi l'intera formazione a disposizione di Giovanni Stroppa. È chiaro, il mercato del Crotone, anche da quanto ci risulta, non è finito qui, manca almeno un esterno di sinistra, manca un ulteriore attaccante e attenzione alle sorprese anche in difesa, per cui il Crotone farà almeno altre 3-4 operazioni, ma la tempestività che ha dimostrato il Crotone nell'accontentare Giovanni Stroppa va sottolineata e merita tutti i complimenti del caso, quando tutte le società di Serie A sono indietro. L'esempio è la fotografia dell'attuale mercato, dove vengono esaltati i meriti di grandi direttori sportivi che riescono ad intravedere le capacità di un calciatore anche guardando oltre e non soffermandosi sul valore attuale, ma soprattutto su quello che può dare alle rispettive formazioni. E Florenzi al Paris Saint-Germain, un'operazione lampo imbastita da Leonardo in prestito secco.
Questo fa capire come anche un grande club come il Paris Saint-Germain risente di tutte queste difficoltà economiche. Allargando il cerchio invece nel mercato di Serie C si sta muovendo il Catanzaro, che prenderà un'altra punta, non Sarao che andrà al Catania, aspetta sempre Blondé, in arrivo Luca Verna che firmerà un biennale, in arrivo anche dal Pisa lo stesso Izzillo, mentre per quanto riguarda la Vibonese occhio a quello che può accadere intorno a Berardi che è un'espressa richiesta da parte di Giacomo Modica, che lo riavrebbe volentieri con sé anche nella prossima avventura alla Cavese, e questo si tratterebbe chiaramente di un ritorno. Ma ritornando al discorso sul Crotone fatto in precedenza, per chi chiaramente ha messo in dubbio l'eventuale arrivo di Riviera al Crotone, Riviera ieri ha svolto le visite mediche, è arrivato in Italia, firmerà un contratto biennale a meno di clamorosi colpi di scena, ma il Crotone ha già ufficializzato gran parte delle sue operazioni e il mercato non è finito qui, in arrivo altre 3-4 operazioni per la corsia di sinistra, come ribadito nell'apertura. Il primo obiettivo resta sempre Rezza dell'Atalanta. Assolutamente, io ti ringrazio, io so che ringrazio soprattutto per la tua precisione, perché dobbiamo sottolinearlo, fino ad oggi non ne hai sbagliata una, tutti puntuali e precise le tue indicazioni. Ti ringrazio per questa viva collaborazione, ci risentiremo la settimana prossima, perché a proposito un messaggio per tutti, purtroppo sabato l'emergenza Covid ci ha tolto una puntata, la puntata di sabato non ci sarà perché sarà dedicata completamente sabato al Covid, purtroppo c'è questa recrudescenza e la redazione ha ritenuto opportuno approfondire l'argomento, quindi non vi perdete la puntata di sabato. So che hai una marea di messaggi, dimmi di cosa parlano, Vincenzo. Messaggi vogliono che entriamo ancora più specificamente nel mercato rosso-blu, sì, del Cosenza. Attilio, mi rivolgo a te ovviamente anche al mister. Volevo fare una domanda proprio ad Attilio in virtù di questi messaggi che ci stanno arrivando. Attilio, ma sulla corsia di sinistra e davanti al Cosenza si tratta qualcuno o ancora è tutto sotto coperta? Mi sa che Attilio ci aveva salutato, non so se c'è ancora. No, non c'è Attilio, la domanda la possiamo girare a Fabio, però prima io mi introduco ovviamente nel tema Cosenza che ha Coram Populi, che ha ufficializzato lo staff tecnico, ha ufficializzato 3 anni per mister Occhiuzzi, ha ufficializzato Moschella come vice allenatore, ha ufficializzato tutto lo staff tecnico, quindi mister Tortelli, mister Carnevale, mister Pincente, mister Fischetti e voglio dire un po' tutto quanto lo staff che si è messo in mostra ultimamente. In più c'è da aggiungere, ieri c'è stata una partitella in famiglia, il Cosenza si sta preparando, ha ufficializzato corsi ma ve l'abbiamo dato praticamente prima che accadesse, il giorno prima che il Cosenza lo annunciasse ufficialmente, però è stato annunciato ufficialmente un biennale per il mitico capitano del Cosenza Angelo Corsi, e col mister e ovviamente con Fabio Benincasa introduciamo l'argomento Cosenza dicendo sabato si va a fare un amichevole, si comincia il 26 di settembre e il 30 c'è già la Coppa Italia, però dobbiamo anche dire che probabilmente per il discorso che facevamo prima degli ingaggi entro il 15 dovremmo avere questo, come dire, battage di come dire, acquisti, prestiti. L'altra volta Franco Gagliardi faceva la differenza fra acquisto e prestito, giustamente. E mister Spinelli, comincio da te, perché il Cosenza praticamente ha 9/11 della squadra che si è salvata, giocatori titolari, stiamo parlando di Falcone in porta. A proposito, Falcone mi ricorda Perina è in via di definizione un biennale a Catania, mentre Dorazio dovrebbe essere annunciato ufficialmente dal Bari, e Falcone, stavamo parlando dell'assetto tattico del Cosenza che dovrebbe scendere in campo già sabato, in difesa abbiamo Legittimo, Idda e Tiritiello, ovviamente dovrebbe arrivare il nuovo acquisto in grosso che dovrebbe essere lì, però ancora non sappiamo. Schiavi ha finito la quarantena, adesso fa i controlli di verifica e dovrebbe rientrare, quindi non è detto che possa giocare già sabato. Centrocampo, centrocampo d'acciaio, Bruccini e Sciaudone. Abbiamo Corsi da
un lato e con Bittante siamo ai dettagli, dovrebbe essere definito. Sacco potrebbe scendere sul quinto, questo poi lo chiedo a te, mister, di sinistra. Al centro abbiamo all'attacco Litterio Moreo con Baez e Carretta. Un 9/11 che ha fatto, come dire, bene questo finale di campionato. Si riparte da uno zoccolo duro, più duro rispetto all'anno scorso, è ancora incompleta, non stiamo dicendo, per carità, ci mancano 5-6 giocatori, cioè un altro difensore centrale, gli esterni, la coppia di sinistra dei due terzini, manca il centrale d'attacco, però mister, già partiamo, come dire, si può difendere una partita. La domanda che avevo posto proprio ad Attilio, che purtroppo ci ha dovuto lasciare, era proprio quella, perché come hai detto tu hai fatto un preambolo abbastanza pieno per quanto riguarda l'organico del Cosenza, e mi riferivo proprio alla fascia sinistra e magari all'attaccante che alla fine di questi 9/11 che tu stavi parlando effettivamente è la stessa squadra dell'anno scorso, quindi un vantaggio sotto questo aspetto per quanto riguarda il tecnico e il suo staff, che gli faccio un grandissimo in bocca al lupo proprio a livello personale, perché sia Ivan Moschella che Roberto Chiuzzi e nonché il mister Tortelli io li conosco in pieno, e quindi oltre alla loro professionalità sicuramente metteranno il cuore oltre l'ostacolo, così come tutti i collaboratori, perché lotteranno con il cuore per la maglia rossoblù. E quindi sotto il profilo proprio dell'organico alla fine Occhiuzzi ha nelle mani la stessa squadra che più o meno ai nastri di partenza si presenterà come quella dell'anno scorso, quindi un vantaggio sotto questo aspetto, forse un bene affrontare queste formazioni di grido subito all'inizio, in maniera tale che la voglia, la determinazione che il tecnico ha messo nella fase finale e soprattutto in questa prima fase, visto e considerato il contratto triennale e quindi grande fiducia da parte della società che gli è stata mostrata, sicuramente farà in modo che questa squadra ai nastri di partenza si presenti nel miglior dei modi. Fatto tutto ciò di quello che stiamo dicendo, è una squadra incompleta, quindi sicuramente il direttore Trinchera si metterà nelle condizioni tali di esaudire quelle che sono le richieste del tecnico, e ripeto, la fascia sinistra e l'attacco evidentemente è debole in questo momento proprio di pedine, al di là che io penso che c'è un ragazzo interessante nelle file delle giovanili del nostro Cosenza, che è un ragazzo greco, già disputato un po' di esperienze nei campionati minori, ed ecco, può darsi che sia arrivato il momento giusto, che forse la piazza di Cosenza inizi a puntare su qualche giovane. Allora, prima di dare la parola a Fabio, ovviamente Vincenza, tu ci racconterai quello che ci stanno un po' chiedendo i nostri telespettatori. Guarda, una domanda interessante, Pippo, anche io la voglio porre a te questa domanda. Sulla amichevole di sabato alle 16:30 ci chiedono se Ten la trasmetterà la prima uscita dei Lupi, sappiamo qualcosa? Questo non sappiamo e ancora non ho indicazioni in merito, so solamente che la partita, il Cosenza è ospite a Lamezia, si giocherà sul campo di Lamezia, non sappiamo ancora le condizioni, se c'è un accordo fra Cosenza e Vibonese, perché sono tutte e due le società interessate. Sicuramente vi sapremo dire entro domani qualcosa in più, ancora non ho alcuna indicazione in merito. Fabio, parlavamo di Cosenza, io prima parlavo di quinto, Sacco, ovviamente col 3-4-3, parlavo del quarto, ovviamente c'è il giovane Oi che potrebbe fare anche al caso nostro. Su questo tema, insomma, del Cosenza quantomeno si può partire, a prescindere dal fatto che questa ovviamente non è la squadra che va rinforzata, e lo sa benissimo sia Trinchera che la dirigenza. Fabio. Sì, io sono d'accordo con te, io penso che Bittante sarà l'uomo a sinistra che probabilmente occuperà la casella da titolare, e credo che la trattativa siamo frizzati. sia... Si è frizzato. Va bene, se ci rimettiamo subito il collegamento. Nel frattempo io ho un altro RVM da farvi vedere. Ci sei, Fabio? Sì, ci sono. Vai, se ti eri frizzato, vai. Ah, ok. No, dicevo che Bittante sicuramente sarà padrone della fascia sinistra, la trattativa è ben avviata, io penso che, salvo clamorose sorprese, sarà lui di nuovo padrone di quella fascia. Sono d'accordo con mister Spinelli, serve una punta e ovviamente si spera, i tifosi lo sperano, che non si arrivi
come nelle scorse stagioni, anche a mercato chiuso a trovare una punta, vedi Rivière, o a trovarne un'altra, vedi Asensio nel mercato di riparazione. Serve adesso sicuramente una punta per permettere anche a mister Occhiuzzi di provare il suo modulo, provare le sue giocate. Io una cosa sul Cosenza te l'aggiungo, perché l'ho scritta poco prima del collegamento sul Corriere della Calabria. C'è un nodo importante che riguarda il rinnovo di Bruccini. Prima avevi detto del capitano Corsi, effettivamente, che ha firmato il biennale. C'è il capitano in campo, quello che effettivamente gioca praticamente quasi tutte le partite, ha segnato anche 8 gol nell'ultima stagione, Mirko Bruccini, che va in scadenza di contratto nel 2021. Ti aggiungo che mi pare 22, mi pare che è un anno in più, No, va in scadenza il prossimo giugno. Tant'è che si sono incontrati alla Mezia il presidente Guarascio la scorsa settimana con il suo procuratore Gianluca Coti per discutere della situazione. Perché sostanzialmente Bruccini ha sul tavolo il famoso triennale a cifre importanti dall'Avellino di Braglia. Di conseguenza il giocatore vuole capire qual è il suo futuro a Cosenza. C'è un futuro, c'è la volontà della società di rinnovare il contratto e dunque di prolungare questo rapporto, perché altrimenti potrebbe anche pensare di andare via. A tal proposito ti aggiungo anche, notizia che ho, che il presidente Guarascio intende discutere tutti i rinnovi della scadenza del 2021 non prima del mese di gennaio, quindi vedremo cosa accadrà. Teniamo sotto controllo questa situazione. Ti ripeto, ne ho scritto poco prima di collegarmi con voi. È una situazione da monitorare, perché a questo punto, insomma, con un'offerta che balla, Bruccini potrebbe anche decidere, qualora non arrivasse l'offerta di rinnovo, di lasciare anche il Cosenza. Assolutamente. Io so un'altra indicazione: Bruccini è stato blindato, il Cosenza vuole una controparte importante per il giocatore e non vuole assolutamente trattare, da quello che abbiamo capito. Però ci sono in ballo, come vi anticipava poco fa, anzi ve ne aggiungo tre nomi importanti. C'è Palmiero, c'è Lollo e c'è il giovane Koulibaly dal Trapani, che potrebbero essere 3 giocatori. Mi fanno segnali di fumo dalla regia che c'è la pubblicità e ne parliamo dopo. Non cambiate canale, a fra poco c'è la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in studio. Se la regia poi mi dà anche il collegamento telefonico con il collega Vittorio Scarpelli della Gazzetta del Sud. C'è Vittorio? Arriva? Ancora non c'è. Vittorio arriverà. Abbiamo Fabio nel frattempo. Fabio, stavamo chiudendo il discorso soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché tra altre cose c'ho l'eco, quindi Vittorio c'è? Buon pomeriggio Pippo. Buon pomeriggio Vittorio Scarpelli della Gazzetta del Sud. Buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti, logicamente. Ciao Vittorio. Ciao Vittorio. Io adesso ti faccio entrare proprio a gamba tesa, perché ovviamente di calciomercato stiamo parlando. Le indiscrezioni parlano di Koulibaly, parlano di Palmiero, parlano di Lollo. Non solo, in attacco c'è ancora rimasto in piedi il nome di Millico, c'è rimasto in piedi il nome di Murano. Dalla redazione del Gazzetta del Sud, cosa state cucinando? Quello che ci consentono di cucinare con gli ingredienti che passa il convento in questo momento, nel senso che veramente poco. Diciamo che è una fase apparentemente di calma piazza. In realtà il direttore Trinchera, è giusto dirlo, sta lavorando a fondo. Chiaramente è molto attento, è accorto a non far uscire nulla, perché di questi tempi far uscire un nome significa far fiondare altre 2 o 3 concorrenti su quel profilo. Quindi lui sta lavorando intanto a 4 affari imminenti, che sono, come ben sappiamo ormai tutti, l'affare Ingrosso, il ritorno di Bittante e i rinnovi dei prestiti di Cone e Koulibaly. Dopodiché il Cosenza poi dovrà comunque continuare a fare mercato. Là in mezzo, insieme a Bruccini e Sciotone, ci vorrà qualcuno. Il sogno mai celato, mai nascosto di Trinchera è quello di riportare Palmiero, con cui lui ha comunque un feeling discreto, però pare che il ragazzo sia indirizzato altrove. La Salernitana è fortissima su di lui, c'è anche il Lecce, il Pescara lo rivorrebbe, quindi non è semplice
Io starei attento al nome di Koulibaly, perché è un profilo che insieme a Juan del Perugia, il direttore sportivo Trinchera sta cercando di portare a Cosenza da 2 anni sostanzialmente. Per Juan quest'anno, almeno a quanto risulta, non ha neanche provato, perché il Perugia è sempre stato abbastanza caro nelle richieste. Per quanto riguarda Koulibaly invece no, perché Koulibaly è un affare che farebbe in prestito il Cosenza, ha fatto benissimo nei 6 mesi di Trapani. Adesso l'Udinese sta riflettendo, perché è un profilo interessante. Allora, pensate che Koulibaly 3 anni fa rifiutò l'Inter per ambizione di voler giocare in una squadra professionistica. Per l'Inter gli avrebbe ritagliato un posto in primavera, ecco, per farvi capire il soggetto, ma è un giocatore davvero forte e lo abbiamo visto anche di recente nel post-Covid al Marulla. Koulibaly potrebbe essere un ottimo nome, Palmiero finché non firma con la Salernitana o con qualsiasi altra squadra non verrà mollato dal Cosenza, e poi diciamo che gli altri nomi sono top secret sostanzialmente. Ma mi sembra anche giusto, Vincenza, so che stanno esplodendo i messaggi, ti lascio completamente la parola a te, mi pare pure giusto. Vittorio, va avanti questo nome, Bois, per quanto riguarda sempre calciomercato in casa rossoblù, 19enne, terzino, S della giovanile Roma. Dammi qualche news, anche se mi fanno un appunto i nostri telespettatori, pare che 2 anni fa abbia avuto dei problemi al crociato, me lo confermi? Sono sempre molto attenti i telespettatori. Bois è reduce da 2 rotture del crociato. Lui si fece male, rientrò, nella partita del rientro con la Primavera si procurò un calcio di rigore e nell'occasione ruppe anche l'altro crociato. Quindi è un giocatore molto forte, però che si porta dietro nella sua bisaccia già queste 2 defezioni importanti. Al di là di questo è un nome che Trinchera sonda tantissimi terreni, soprattutto quando sono giovani, verdi, incolti, e uno di quelli è proprio Bois, che ha sondato appunto insieme ad Antonucci della Roma. Non mi risultano novità diciamo imminenti riguardo a Bois, però Trinchera è solito poi andare a riprendere questi nomi più avanti, quando il mercato entra nel vivo, soprattutto se non ci sono squadre che si sono fatte avanti. Quindi al momento non mi risultano nuovi interessamenti, però un contatto, un sondaggio c'è stato poco prima che iniziasse il mercato di settembre. Ne approfitto, un'ultima domanda, altrimenti mi uccidono, perché sono veramente tantissimi i messaggi, Pippo, credimi. Per quanto riguarda Lollo, invece, 29enne centrocampista del Venezia? Ex Venezia. Allora, ex Venezia, personalmente non ho informazioni al riguardo. È un giocatore che sì, è esperto di categoria, ha giocato anche con il Carpi, però non mi sembra caldissima la pista Cosenza. Lo stesso Trinchera informalmente ha smentito, però poi nel calciomercato le smentite delle volte sono di facciata. Personalmente dico che al momento non dovrebbe essere una pista caldissima. È chiaro che si tratta di un giocatore di esperienza e là il Cosenza deve piazzare esperienza, deve piazzare elementi di categoria, quindi sicuramente qualora oggi o domani dovesse interessare non sarebbe un profilo sbagliato per la categoria, però al momento, ripeto, a oggi non mi risultano interessamenti concreti. Se poi dovesse sbocciare questa trattativa nelle ultime giornate di mercato più in là, insomma, vedremo. E allora io invece girerei un'altra domanda a Fabio, perché Fabio, il buon Fabio Benincasa, che ovviamente riguarda l'attacco. Murano e Sanogo, soprattutto Sanogo, si parla di questo giocatore, ingaggio importante, 600-700 mila euro. Dalle tue parti che notizie abbiamo, Fabio? A me la trattativa Sanogo è stata completamente smentita. Il giocatore, che io sappia, ha voglia di tornare in Inghilterra e probabilmente tornerà in Inghilterra. Lui è nato calcisticamente nell'Arsenal, no? E all'inizio sembrava poter esplodere e diventare un futuro gioiello dell'Arsenal, quando Wenger allevava questi giovanissimi calciatori e poi li lanciava nel grande calcio con ottimi risultati. Ricordiamo Fabregas ad esempio. Poi si è un po' perso, un carattere un po' particolare, qualche uscita a vuoto. Dobbiamo dire la verità, di professione fa l'attaccante, molti gol,
non li ha segnati, ha fatto un po' il giro dell'Europa e del mondo e adesso è svincolato e cerca squadra. Pretende, chiede un ingaggio comunque importante, ma che io sappia ha offerte anche dalla Russia, però la sua volontà è quella di tornare a giocare in Inghilterra. Per l'attacco, come diceva Vittorio, sta davvero lavorando sotto traccia Trinchera, perché i nomi che sono usciti fino a questo momento sono stati tutti poi effettivamente smentiti. L'ultimo appunto Sanogo, come ti dicevo, a quanto mi risulta, ecco, la trattativa non è mai stata avviata, non interessa e non c'è neanche l'interesse del giocatore nel venire a Cosenza o comunque nel venire in Italia. Per il è stato resto accostato perché dato... solo allo stesso procuratore di Sacco alla fine. Sì, però insomma ha una carriera decisamente diversa. Decisamente diversa. E poi insomma vedremo cosa accadrà. Sicuramente l'attaccante il Cosenza deve necessariamente prenderlo, aspetteremo le mosse di Trinchera. Su Koulibaly aggiungo, se dovesse arrivare, io credo che sarebbe davvero un grande colpo, perché con Vittorio abbiamo avuto l'opportunità, come tutti, insomma, di parlarne, di vederlo dal vivo, ed è un giocatore che secondo me potrebbe giocare tranquillamente anche in Serie A, la Serie B potrebbe anche stargli stretta, quindi sarebbe un bel colpo davvero per il Cosenza. Assolutamente. Allora noi ci rinfiliamo, il calendario è stato fatto appena ieri, con i commenti, anzi con il commento di Mimmo Toscano sul campionato di Serie B, che ve lo dico proprio tranquillamente, è una nuova Serie A2. Sentite cosa ha detto il tecnico della Regina. Ma innanzitutto ci apprestiamo a affrontare un campionato difficile, perché quest'anno il campione di Serie B annovera compagini importanti, le retrocesse, anche le neopromosse, quindi sarà un campionato difficile, forse il più difficile degli ultimi anni, quindi o prima o dopo li devi incontrare tutte. L'importante è arrivarci bene all'inizio del campionato, e questo è il nostro primo obiettivo. I tanti turni infrasettimanali lo sapevamo che sarebbe stato un campionato compresso, per questo stiamo cercando di prepararci al meglio possibile, cercando di costruire un organico che possa sostenere questa intensità di campionato, e lavoreremo per quello. Io la domanda la giro subito, innanzitutto a Vittorio, perché ovviamente il tema del giorno è questo calendario, a mio avviso decisamente in salita per il Cosenza, per il semplice motivo che Entella, Spal, Cittadella, Regina, Lecce, Chievo, Brescia, Frosinone e Salernitana subito d'impatto. Forse è meglio affrontarlo subito quando ancora non sono in condizione, però Vittorio, è un avvio veramente in salita per il Cosenza. Esatto, di più la penso come te però, che il Cosenza, affrontando subito squadre di livello che per ovvi motivi non saranno magari al top, potrebbe approfittarne. Detto ciò, mi tengo stretto tutta la vita l'esordio con la Virtus Entella per un sacco di motivi, non ultimo il fatto che la cavalcata del Cosenza, la recente cavalcata salvezza, ripartì proprio da un Cosenza Entella, quindi a livello anche di suggestione questo è un qualcosa davvero da brividi, e me lo tengo stretto però soprattutto perché l'avversario sicuramente è diverso, non è del livello delle squadre che dopo il Cosenza andrà ad affrontare. L'hai detto tu, Spal, Lecce, Brescia e poi la stessa Regina alla quarta. È una partenza sì in salita, però se proprio dovessi scegliere tra una partenza in salita o un finale in salita, molto meglio la partenza, perché ancora diciamo sono tutti quanti con la stessa benzina nel serbatoio, le squadre non sono ben amalgamate. Ecco, beccarle tra la 30esima e la 38esima queste partite sarebbe stato davvero complicato. Assolutamente. Poi sentiamo subito Fabio con la stessa domanda e poi il mister Spinelli, ovviamente il tecnico che ci dice di dentro del calcio come funziona. Sono d'accordo Pippo sia con te che con Vittorio, meglio giocare le partite più difficili, almeno sulla carta, ecco, all'inizio, perché in questo momento c'è tanta confusione, c'è un punto interrogativo su tante squadre, dalla preparazione a delle rose infinite, la necessità di far mercato, di cedere, e quindi la necessità anche degli allenatori di avere a che fare spesso e volentieri con organici in sovranumero, o addirittura, vedi per esempio Chiuzzi, ancora con qualche casella da riempire.
capire. Quindi in questo contesto così difficile da decifrare, con un punto interrogativo enorme, forse è meglio affrontare le più forti, almeno sulla carta adesso, e poi ovviamente cercare di vincere le partite che il Cosenza, per raggiungere la salvezza, deve vincere con le squadre che ovviamente lotteranno insieme ai rossoblù per non retrocedere. Mister Spinelli. Io ho detto già all'inizio della trasmissione, è preferibile in questo momento affrontarle subito. C'è da dire, come diceva Mimmo Toscano, che effettivamente il campionato di B è un campionato sempre difficile, con sempre l'incognita del punto interrogativo, perché quando affronti delle squadre c'è sempre da soffrire, quindi sotto questo aspetto è preferibile che queste squadre che vadano a rodaggio, hai detto tu, Lecce, Reggina, Brescia, ma nelle prime 8 partite sarebbe veramente da incubo, ma il nostro Cosenza è abituato a soffrire, è abituato a lottare, come diceva giustamente Scarpelli, partiamo con il piede giusto, lentella, da qui siamo ripartiti e speriamo che tutto vada per il verso migliore. Ovviamente Livia, tocca a te, ma qua abbiamo, io ringrazio i telespettatori, devo dire veramente c'è una grandissima partecipazione da parte vostra, non aggiungo altro, Livia, se no ti calcio a te tempo e poi alla fine ci troviamo che la trasmissione è finita. Assolutamente, guarda, 2 domande al volo, rivolgiamo magari ai nostri ospiti, così ne faccio 2 e riusciamo ad essere ancora più concreti. Prima però delle domande io direi che abbiamo ancora un RVM da mandare avanti, che è quello che chiude praticamente il discorso Serie C e dà anche un quadro della situazione sulla Serie C, che è Mister Calabro, che ha fatto una lunga conferenza stampa praticamente di fine e inizio campionato, fine ritiro inizio campionato, dove sono uscite fuori quello che stanno soffrendo tutte le squadre. Dopo chiedo anche il conforto sia di Vittorio che di Fabio. Possiamo sentirci Calabro prima? Devono esserci dei punti e delle basi. Le basi sono, e mi sono servite il ritiro, non è vero che il ritiro non è servito, mi è servito per capire quali sono i giocatori sul quale queste basi devono essere fondate. In un percorso che è in linea con, se vogliamo parlare di difficoltà, quelle difficoltà che sapevamo, ma non c'è né ritardi né situazioni anomale rispetto a quelle che io già sapevo prima di decidere di affrontare questa avventura, che per me mi stuzzica. Io ho sempre per mia forma voluto, accettato non dico le scommesse, ma le cose dove bisogna costruire. Assolutamente. Allora, la provocazione qual è, Vivian? Possiamo dirla? Dilla, dai. Allora, Pippo, dicono, ma come mai diamo tutto questo spazio alla Reggina, al Crotone, adesso al Catanzaro? Vogliono parlare, sentir parlare di Cosenza. Dovrebbero essere contenti i nostri telespettatori che la nostra televisione di Cosenza è vista in tutta quanta la regione e apprezzata in tutte quante le città della Calabria, perché usiamo lo stesso metro di misura con tutte le società. Non parliamo solo del Cosenza, parliamo del Cosenza, forse ne parliamo anche tanto, però giustamente diamo il peso a tutte quante le squadre. Così come giro subito la domanda a Vittorio. Vittorio, il discorso è sempre lì, lo stesso. In Serie C Calabro si lamenta del fatto che la domanda gli è stata fatta dai colleghi, c'è uno zoccolo duro, il Catanzaro ancora non tutto questo organico che si aspettavano, ma è una situazione spalmata su tutti i campionati, Serie A, Serie B, Serie C. Alla fine ci si lamenta tutti quanti, ma come lo dicevamo prima, i soldini comandano. Vittorio, a te. Sì, quest'anno realmente mi pare che proprio in questa trasmissione è stato detto, insomma, Florenzi che va in prestito al Paris Saint-Germain è forse la misura, cioè rende idea di quello che sta accadendo al calcio di oggi. Ci sono delle incognite clamorose, gli stessi sponsor che sono quelli poi che consentono alle squadre, soprattutto medio-piccole, di andare avanti. Quest'anno sono molto più timorosi a investire, i presidenti stessi che non avranno almeno inizialmente gli incassi al botteghino. Non è semplice. Poi la Serie C sicuramente da questo punto di vista è l'esasperazione di un concetto del genere.
perché realmente il botteghino lì conta di più, realmente lo sponsor magari conta di più di altro, non essendoci altre entrate, non essendoci soldi delle televisioni o altro. Quindi da questo punto di vista quest'anno bisogna avere davvero tanta pazienza. Ecco, per restare nell'ambito cosentino nostro, questo è il brodo preferito dal patron Guarascio, nel senso che sarà un mercato di attesa fino alla fine. Poi non dimentichiamoci che il mercato finirà il 5 ottobre, quindi c'è quasi un mese ancora, quindi bisogna chiaramente avere pazienza. Quest'anno dovranno averla tutti. I tifosi del Cosenza sono abituati, quindi forse da questo punto di vista soffrono di meno, però quest'anno va così. Ebbene Fabio, alla fine voglio dire, tu che vivi e lavori sulla zona di Lamezia, Catanzaro, Vibo, sei presente a Cosenza, voglio dire, il discorso è uguale anche a Reggio. Il presidente Gallo non è che stia facendo, ha chiuso contratti importanti, è vero, ma li ha chiusi in tempi non sospetti, poi alla fine bisognerà anche vedere i risultati. Fabio, alla fine il discorso è uguale per tutti, Guarascio, Gallo, Noto, ma siamo tutti quanti lì, il problema sono i dinè. Assolutamente Pippo, ma ripeto quello che ho detto all'inizio, bisogna non comprare adesso i calciatori, non i campioni, non servono le figurine, adesso servono le idee. E in questo senso, visto che parli di Serie C, e vado velocissimo perché per parlare di Catanzaro e Vibonese, visto che mi hai stuzzicato su questa cosa, è vero che la situazione è drammatica per tutti, è vero che non ci saranno gli incassi del botteghino, è vero che non girano molti denari, però è anche vero che c'è una programmazione che spesso latita. Se penso alla Vibonese, penso a una società che ha perso il DG e ha perso il DS, quindi lo Schiavo e Beccaria, e in questo momento la Vibonese è una società che non ha un direttore sportivo, ma ha il presidente Caffo che ha scelto un allenatore, Galfano, che non allenava insomma in Serie C da un po' di anni, una scelta sua, che già ovviamente un uomo che già conosceva, un uomo di fiducia. A lui probabilmente si è affidato anche per la costruzione di una rosa che in questo momento vede l'arrivo di ragazzini 2003, 2002, 99, tutti ragazzi sicuramente di talento, che sicuramente esploderanno, ma in questo momento devi giocare una Serie C che è un campionato, una buona B2, con una squadra imbottita di ragazzini e con la possibilità che uno dei calciatori più importanti, Mausso, possa anche fare le valigie ed andare arrivare via. A Cosenza. E arrivare a Cosenza, stavo arrivando anche a quello. E stessa cosa a Catanzaro. Catanzaro invece vive un po' al contrario, nel senso che Noto quando arrivò, diciamoci la verità, l'obiettivo di Noto era tornare in Serie B, riportare Catanzaro in Serie B. Non ci è riuscito per vari motivi, l'anno scorso per la variabile impazzita Regina, perché nessuno si aspettava che piombasse Gallo dal nulla e costruisse una corazzata che ha distrutto, effettivamente il campionato l'ha ammazzato ancora prima che iniziasse. Non ci è riuscito e adesso è chiaro che paga un po' lo scotto di questi 2 anni di investimento e permettimi anche di continue rivoluzioni. È andato via lo Giudice e adesso Cerri e Foresti, un nuovo allenatore, l'anno scorso il balletto Auteri, Grassadoni e il ritorno da Auteri. A Catanzaro, così come a Vibo, secondo me sarebbe necessario un attimino avere un po' più le idee chiare. Quando si parla di programmazione è vero, si citano spesso e volentieri i giovani, si citano gli investimenti low cost, benissimo farli, però con cognizione di causa. Non si può ricorrere alla formula magica, puntiamo sui giovani solo ed esclusivamente per mettere una toppa e dire non spendiamo più, non vogliamo più investire, vendiamo i giocatori e facciamo l'ennesimo campionato di transizione. Il Catanzaro ad oggi, ti dico, c'ha per esempio Di Gennaro che è appetito da squadre di Serie B, che è in partenza, a Statella che doveva rinnovare ed è in partenza, Signorini che è in partenza, quindi voglio dire sta smantellando pian piano una rosa per rimpolparla con buoni giocatori, ma ridimensionando comunque gli obiettivi che non sono più quelli di una promozione diretta o comunque di una lotta importante, ma in questo momento, lo ha detto lo stesso direttore Cerri, bisogna pensare a ringiovanire
la rosa, e il Catanzaro comunque non può permettersi, sempre per bocca del dirigente, di non arrivare comunque tra il quinto e sesto posto in classifica, quindi siamo già passati dalla promozione ai playoff. Assolutamente, tutto questo discorso per dirvi che avere un panorama di tutto il quadro calabrese permette anche di capire le dinamiche del presidente Guarascio, che se ne dica, 8 anni al terzo anno di Serie B, vinto Coppa Italia, con il suo modo di fare, alla fine ha avuto ragione il ministro Spinelli e le critiche sono più che giuste. Siamo in chiusura, velocissimo, poi tocca alla nostra grande Vincenza. È stato in grado di farci vedere il terzo anno di Serie B, quindi evidentemente il suo programma è quello giusto, anche se, io ripeto sempre, si dia una mossa per il settore giovanile, perché è molto importante. Assolutamente. Vincenzo. Allora, chiudiamo con 2 messaggi che ci sono arrivati, dato che Arrigo Sacchi dice che il calcio è la cosa più importante tra le cose non importanti. Noi facciamo gli auguri a mamma Silvana e alla piccola Giulia. E mi permettete di fare gli auguri a Tonino Docci, che è il grande mitico, non solo a Tonino, ma soprattutto a Zio Elio Principato, che ha sfondato soglia 84. Auguri, Zio Elio. Auguri. E la parola giusto per i saluti, Vittorio e Fabio, e poi chiudiamo definitivamente questa puntata. Grazie per avermi ospitato, alla prossima. Grazie Fabio, grazie a Vittorio. Grazie, noi ci rivediamo. Allora, la settimana domani sicuramente con Franco Segreto, sempre alle 15, stesso orario, stesso programma, come sa anche la mamma. Sabato non ci saremo perché abbiamo questo speciale Covid di Ten, vi seguo, anzi vi consiglio di seguirlo. Torneremo sicuramente la settimana prossima, quando parleremo ancora di ulteriori novità. Ciao a tutti, tranne che a uno. Ciao!